Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù parla ai discepoli per rassicurarli da ogni paura e per invitarli alla vigilanza. Sono due le esortazioni fondamentali che rivolge loro. La prima è non temere, piccolo gregge. La seconda è siate pronti. Non temere e siate pronti. Si tratta di due parole chiave per sconfiggere le paure che a volte ci paralizzano e per superare la tentazione di una vita passiva, addormentata. Non temere e siate pronti. Soffermiamoci su questi due inviti. Non temere. Per prima cosa Gesù incoraggia i discepoli. Appena finito di parlare della cura amorevole e provvidente del Padre, che si preoccupa dei gigli del campi e degli uccelli del cielo e quindi tanto più dei suoi figli. Perciò non bisogna affannarsi e agitarsi. La nostra storia è saldamente nelle mani di Dio. Ci rincuora questo invito di Gesù a non temere. Talvolta infatti ci sentiamo imprigionati in un sentimento di sfiducia, di angoscia. E la paura di non farcela, di non essere riconosciuti e amati, la paura di non riuscire a realizzare i nostri progetti, di non essere mai felici e così via. E allora ci affanniamo per cercare soluzioni, per trovare qualche spazio in cui emergere per accumulare beni e ricchezze, per ottenere sicurezze. E come finiamo? Finiamo per vivere nell'ansia, finiamo per vivere nella preoccupazione costante. Gesù invece ci rassicura, non temete, fidatevi del Padre che desidera darvi tutto ciò che realmente vi serve. Già vi ha donato il Figlio, il suo regno, e sempre vi accompagna con la sua provvidenza, prendendosi cura di voi ogni giorno. Non temere. Ecco la certezza a cui attaccare il cuore. Non temere, un cuore attaccato su questa certezza. Non temere. Ma sapere che il Signore veglia con amore su di noi e non ci autorizza a dormire, a lasciarci andare alla pigrizia. Al contrario, dobbiamo essere svegli, vigilanti. Amare infatti significa essere attenti all'altro, accorgersi delle sue necessità, essere disponibili a ascoltare, accogliere e essere pronti. La seconda parola, siate pronti, è il secondo invito di oggi. È saggezza cristiana. Gesù ripete più volte questo invito e oggi lo fa attraverso 3 brevi parabole, incentrate su un padrone di casa che nella prima ritorna d'improvviso alle nozze, nella seconda non vuole farsi sorprendere dai ladri e nella terza rientra da un lungo viaggio. In tutte il messaggio è questo: bisogna stare svegli, non addormentarsi, cioè non essere distratti, non cedere alla pigrizia interiore, perché anche nelle situazioni in cui non ce l'aspettiamo il Signore viene. Avere questa attenzione al Signore, non stare addormentati, bisogna stare svegli. E alla fine della nostra vita ci chiederà conto dei beni che ci ha affidato. Per questo vigilare significa anche essere responsabili, cioè custodire e amministrare quei beni con fedeltà. Tanto abbiamo ricevuto la vita, la fede, la famiglia, le relazioni, il lavoro, ma anche il luogo in cui viviamo, la nostra città, il creato. Tante cose abbiamo ricevuto. Proviamo a chiederci, abbiamo cura di questo patrimonio che il Signore ci ha lasciato? Ne custodiamo la bellezza oppure usiamo le cose solo per noi e per le nostre convenienze del momento? Dobbiamo pensare un po' a questo. Siamo custodi del creato che ci è stato dato? Fratelli e sorelle, camminiamo senza paura nella certezza che il Signore ci accompagna sempre e restiamo svegli
perché non ci succeda di addormentarci mentre il Signore passa. Sant'Agostino diceva: ho paura che il Signore passi e io non me ne accorga, di essere addormentato e non me ne accorga che il Signore passa. State svegli. Ci aiuti la Vergine Maria, che ha accolto la visita del Signore e con prontezza e generosità ha detto il suo eccomi.